farà l'inceneritore di Eni Rewind a Fusina? Oggi il parere negativo della Commissione VIA e della Conferenza di Servizi. Decisiva la posizione contraria del Comune, esultano i comitati. È atterrato questo pomeriggio ai Nicelli del Lido di Venezia Jeff Bezos, città con misure di sicurezza straordinarie, così il prefetto Darcopellos sulle 5 giornate di festeggiamenti. Importanti incontri in regione di aggiornamento sulla vicenda del Fondaco dei tedeschi con i sindacati e tutti i partecipanti all'unità di crisi, incontro ancora interlocutorio. Taglio del nastro questa mattina del nuovo raccordo viario Gazzera-Castellana Mestre, opera attesa da anni e da 10 milioni di euro, dice Brugnaro, tra le proteste. Continua lo scontro in commissione consigliare a Mestre sulla manutenzione del verde pubblico in città. L'opposizione chiede il ripristino del Forum del Verde come strumento di partecipazione. Venerdì 27 giugno le prove e sabato 28 l'atteso Jesolo Air Show lungo l'arenile di Piazza Brescia. È iniziato il conto alla rovescia per l'arrivo delle frecce tricolori. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali la bocciatura arrivata dalla Commissione regionale VIA del progetto dell'inceneritore Eni Rewind a Marghera. Nel mirino della Commissione la poca chiarezza sui PFAS. Abbiamo vinto contro il cane a 6 zampe, così i comitati contro il progetto, contro l'opera nel nuovo blitz di oggi. Oggi è una giornata storica. Stop al progetto dell'inceneritore di smaltimento fanghi di Eni Rewind a Marghera. A esprimere parere negativo la Commissione regionale con il Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale, decisione che di fatto interrompe e boccia senza se e senza ma l'iter delle autorizzazioni che fino ad oggi erano in corso. Il Comitato Tecnico ha ritenuto che non siano state acclarate tutte le garanzie dell'impatto ambientale e sanitario del progetto proposto da Eni. Tra i principali aspetti considerati non chiariti, la combustione dei FAS a temperature ritenute insufficienti per una completa degradazione delle molecole inquinanti. La decisione, per l'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato, rappresenta un segnale chiaro. La tutela della salute pubblica è prioritaria, specie in territori già gravati da decenni di inquinamento come quello di Porto Marghera, dice, dando così ragione di fatto agli attivisti dei comitati che da tempo si mobilitano anche a suon di diffide contro l'inceneritore Eni. Se siamo arrivati alla giornata di oggi senza un'approvazione automatica, ma al contrario con tantissime problematiche per chi voleva proporre un progetto così distruttivo per la salute e l'ecosistema, è grazie al coordinamento dell'inceneritore, grazie ai cittadini e alle cittadine che si sono attivati in questi anni per riuscire a far sì che questo non passasse sotto silenzio. Attivisti che si sono mobilitati anche in mattinata, vista la convocazione del citato Comitato Tecnico Regionale, organizzando prima il presidio a Santomà nei pressi di Palazzo Balbi a Venezia, poi il blitz lungo il Ponte degli Scalzi, con tanto di striscione e bandiere gialle con le scritte "Veleni, no inceneritore". Oggi ribadiamo ancora una volta, dopo 3 anni di battaglie continue, il fatto che questi impianti sono pericolosissimi, sia quelli per i fanghi sia quelli per i rifiuti urbani, perché comunque la si dica inquinano l'aria, inquinano le acque, inquinano i suoli. Ed è atterrato questo pomeriggio al Nicelli del Lido di Venezia Jeff Bezos. L'argomento è quello degli ultimi giorni, le nozze dell'anno in laguna, con la città soggetta a misure di sicurezza straordinarie. Così le ha definite proprio oggi il prefetto Darcopellos. Qualsiasi cosa avvenga a Venezia ha un riverbero a livello internazionale elevatissimo, per cui non possiamo che mantenere un'attenzione straordinaria. Così il prefetto Darcopellos sulle misure di sicurezza straordinarie, dice, adottate in città per il matrimonio più chiacchierato del 2025 a Venezia, quello del sì tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, con i 250 ospiti tra feste, eventi, party e lusso sfrenato nelle 5 giornate di festeggiamenti previsti fino a domenica 29 giugno. Si tratta di una Venezia serena e sicura.
Serenità e sicurezza vuol dire sì, mantenere elevato il livello di attenzione da parte di tutte le forze di polizia, soprattutto in relazione al contesto internazionale, alcune manifestazioni di dissenso legittime che si svolgeranno e sulle quali verranno concentrate le forze dell'ordine. E se il sindaco Luigi Brugnaro spegne e smorza ogni polemica anche riguardo all'informativa chiesta al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, da Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, sul perché la città di Venezia diventi di fatto praticamente off limits per gli stessi residenti, viste le misure di sicurezza previste, lui, il sindaco, pensa di andare a salutare il miliardario Bezos al suo arrivo con la sua, si fa per dire, barca da 30 metri di lunghezza e che può ospitare fino a 20 persone. Il perché è presto detto. E lei è stata invitata alle nozze? È stata invitata alle nozze naturalmente, sindaco? Ciao tesoro. Ciao. Vado. Ciao ragazzi. No, non ho chiesto di essere invitato io. Ecco, insomma, il tema è caldo, è molto caldo, e c'è stata anche un'altra scenografica protesta contro il sì di Sánchez Bezos. Jeff Bezos e Lauren Sánchez sono atterrati a Lido. Nel pomeriggio l'atterraggio in elicottero all'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò a Lido di Venezia. Intanto sono stati già denunciati a piede libero i 4 attivisti di Extinction Rebellion Venezia che l'altra sera sono saliti sopra una gru, incuranti del pericolo, alta parecchi metri e antistante all'Hotel Danieli in Riva del Chiavoni a Venezia. All'Hotel Danieli alloggiano alcuni degli ospiti che sono in laguna appunto per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez. Lo striscione diceva così: tassare ai ricchi per ridare al pianeta, e per questo i manifestanti si sono mascherati anche da Robin Hood. Ad assistere alla loro performance da terra anche altri partecipanti con scritte, cartelli e bandiere. Ai 4 che sono saliti sopra la gru ad un'altezza di oltre 30 metri è stata immediatamente notificata una denuncia, mentre ad uno di questi è stato anche consegnato un foglio di via da Venezia per 12 mesi. Per convincerli a scendere c'è voluto l'intervento della polizia locale. Sono con Extinction Rebellion davanti all'Hotel Danieli, dove oggi arrivano multimiliardari e celebrità per il matrimonio di Jeff Bezos. Siamo qui per lanciare un messaggio chiaro: tassare i ricchi per ridare al pianeta. E siamo qui vestiti anche da Robin Hood, perché chiediamo che la giustizia ambientale sia anche sociale e che parta da una giusta tassazione dei grandi patrimoni. Per gli attivisti il matrimonio miliardario è solo l'occasione per un ragionamento più ampio sulla città. Arrivano oltre 250 super ricchi che sono l'emblema dell'ingiustizia mondiale, loro che appartengono a quell'1% della popolazione più ricca che inquina di più del 50% della popolazione più povera. Proprio loro sono i primi a condannare la città che amo ai cambiamenti climatici e a scomparire per l'innalzamento dei mari. E nonostante ciò vengono qui a festeggiare come se Venezia fosse il loro parco giochi. Intanto scattano i primi divieti come da ordinanza comunale. Dalle ore 18 di giovedì saranno chiusi i canali a Canareggio nel Rio della Madonna dell'Orto, vista la previsione di un grande flusso di taxi che porteranno tutti gli ospiti dei signori Bezos al primo party in loro onore nell'antico chiostro. Intanto la donazione di Bezos alla città passa da 1 a 3 milioni, anche questo era uno dei temi, quindi il magnate statunitense ha deciso di triplicare la donazione che aveva preannunciato alla città e dice di apprendere con piacere questa notizia il presidente della regione del Veneto Luca Zaia, che parla di un gesto di straordinaria generosità che va ben oltre la cronaca mondana e si traduce in un aiuto concreto per la laguna, il suo fragile ecosistema e le istituzioni che la custodiscono. Questi 3 milioni di euro andranno a 3 enti veneziani: Corilla, Venice International University e Ufficio UNESCO, ma chiaramente la festa è appena iniziata e non soltanto la festa, chiaramente. E vi diamo conto della cronaca sindacale, perché oggi si è tenuto un importante incontro in regione di aggiornamento sulla vicenda del Fondaco dei tedeschi.
Importante incontro in regione per un primo aggiornamento sulla vicenda del Fondaco dei tedeschi a Venezia, culminata nel mese dell'aprile scorso con un licenziamento collettivo per oltre 200 lavoratori e la chiusura del pregiato e monumentale immobile nel cuore di Venezia, 2 passi da Rialto, che al momento risulta vuoto e chiuso. Erano presenti all'incontro i sindacati e la riunione è stata utile anche per fare il punto sull'eventuale ricollocamento dei lavoratori licenziati. A che punto siamo? Così Caterina Boato della Fincoms CGIL Venezia. Al momento attuale ci ha comunicato l'azienda che 5 lavoratori dei 226 esuberi dichiarati al mese di novembre sono stati ricollocati all'interno del gruppo LVMH. 64, più di una sessantina di lavoratori si sono già ricollocati e una 140 lavoratori hanno aderito a Goal 5, a quel progetto di formazione per poi poter avere degli strumenti per essere ricollocati. Al tavolo è stato annunciato che è aperta una trattativa per affittare il palazzo storico, ma i tempi non saranno brevi. E la soddisfazione ci sarà sicuramente quando tutti i lavoratori potranno essere ricollocati e possono essere tutti quanti ricollocati all'interno del mondo del lavoro, presenti all'incontro anche la proprietà che ci ha detto che sono al lavoro e ci sono in corso delle trattative per affittare il palazzo. Presenti all'incontro tra gli altri anche l'assessore regionale al lavoro Mantoan e comunale Venturini. Siamo fiduciosi che magari non resti il palazzo vuoto come successe con Palazzo Queen molti anni fa. Erano presenti all'incontro il dottor Bascetta dell'unità di crisi della Regione Veneto tra la proprietà e all'azienda. Veniamo alla politica. Come sapete, ieri si è riaperta ufficialmente a Roma la partita sul terzo mandato. C'è un emendamento dei senatori veneti leghisti, ma c'è da registrare allo stesso tempo il gelo di diversi colonnelli leghisti in Veneto e ci sono poi le previsioni di Flavio Tosi. Io credo che sia davvero arrivato il momento di dire basta a queste trattative. Se si voleva fare il quarto mandato i tempi c'erano, si arriva all'ultimo momento con grande indecisione. Ringrazio la Lega per aver portato avanti fino all'ultimo questa battaglia. Oggi venga messa la parola definitiva, dopodiché bisogna cominciare a parlare di territorio e di visione, perché è quello che ci chiedono i cittadini. Ringrazio i senatori leghisti che hanno riproposto l'emendamento sul terzo mandato, Mario Conte, ma è un grazie che sembra più di forma che di sostanza. L'impressione è che nemmeno gli stessi colonnelli leghisti ci credano più al terzo mandato e quindi alla possibilità di uno Zaia Quater. Si decida e si chiuda quindi. Non ha senso la poca chiarezza, quindi spero che una volta per tutte questo emendamento venga presentato e venga votato e poi si eviti di ritirare fuori la questione se non c'è la volontà politica. Se invece c'è, auspichiamo come tutti che si vada presto a conclusione. Per Flavio Tosi la mossa leghista a Roma in Commissione Affari Costituzionali è pura tattica. Secondo il coordinatore veneto di Forza Italia, quella sul terzo mandato resta, testuali parole, una manfrina. Secondo me la Lega vuole semplicemente dimostrare coi fatti che loro hanno provato a portare a casa questo risultato, ma il resto del Parlamento ha bocciato la proposta. Una perdita di tempo, fa intendere Tosi, ospite di Ferdinando Avarino a Ring, anche perché il candidato presidente del centrodestra sarà meloniano. Questione matematica, Tosi Dixit. Oggi il primissimo partito in Veneto è Fratelli d'Italia e per il Fratelli d'Italia il Veneto è la miglior regione, cioè alle europee il miglior risultato in assoluto l'hanno fatto in Veneto. Quindi se uno deve scommettere, e io lo dico da mesi, se uno deve scommettere, scommette che il governatore del Veneto prossimo sia di Fratelli d'Italia. Perché o Fratelli d'Italia esprime, quello che si diceva prima, o Fratelli d'Italia esprime il Veneto, o Fratelli d'Italia giustamente non ne pretenderà, gli verrà la Lombardia. Una partita a scacchi dalla quale sembra sfilarsi definitivamente il sindaco di Treviso e presidente ANCI, che conferma di non aver nemmeno compilato il modulo di autocandidatura inviato dalla Lega agli iscritti. Io sono sindaco di Treviso, ho un impegno importante con la mia comunità e il mio obiettivo è quello di rispettare gli impegni che mi sono preso con i miei cittadini. Detto questo, poi sono a disposizione del partito. Nemmeno come consigliere?
No, io guardate, ho davvero tanto da fare. Intanto c'è un'agenzia battuta poco fa di Giovanni Donzelli, colonnello meloniano, che dice: senza accordo tra Lega e Forza Italia non votiamo terzo mandato, noi disponibili, ma importante è l'unità della coalizione. Insomma, la partita sembra chiudersi per Fratelli d'Italia. Domani sera, tra l'altro, Donzelli sarà in Veneto. Noi ritorniamo a Mestre, questa mattina l'inaugurazione del nuovo raccordo stradale Gazzera-Castellana. Ok. Taglio del nastro a Mestre per il nuovo bypass Gazzera-Castellana lungo via Gazzera Bassa, con accesso da via Castellana all'altezza della prima intersezione dopo il ponte sul Marzenego. Opera viaria lunga meno di 1 chilometro e da 10 milioni di euro, con annessa pista ciclabile, nata, spiega Brugnaro, per ridurre gli ingorghi causati dai veicoli in transito in città nelle ore di punta della giornata e attesa da anni. Cosa concreta è che questa strada scaricherà un po' l'asse tra via Piave e i 4 cantoni, darà delle risposte di mobilità alle persone di Gazzera, tutta la parte che viene su da Chirignago, via Milanese, a Seggiano, perché per chi deve andare al Teraglio è un modo per alleggerire appunto la viabilità del centro. Il nuovo tratto viario si configura anche come un completamento funzionale delle fermate ferroviarie Gazzera e Olimpia, i cui lavori sono in fase di completamento. E poi c'è la connessione con questa stazione che la prossima settimana, fra qualche giorno, apriremo assieme a Ferrovie dello Stato. Di fronte, sempre in questi lavori, c'è anche un grande parcheggio che serve per le persone che andranno in treno, magari non so, studenti o chi può prendere il treno. Io credo molto nell'SMFR, nel sistema metropolitano di superficie. Soldi buttati invece per i comitati. Il nuovo raccordo Gazzera-Castellana è il frutto delle scelte scellerate dell'amministrazione comunale. Ha preferito realizzare una nuova doppia viabilità anziché utilizzare il sedime della, diciamo così, strada di servizio di CAV, che corre parallela alla tangenziale, come proposto da varie associazioni già dal 2019, devastando irreparabilmente la preziosa area umida a fianco dei meandri del Rio Cimetto. Così, in estrema sintesi, cittadini e associazioni che hanno manifestato con striscioni e slogan impressi anche sul cartone il dissenso contro la nuova opera viaria, con in testa Renzo Rivis, portavoce del Comitato Parco Fluviale del Marzenego. Quindi, ad esempio, i soldi che si potevano risparmiare realizzando la strada di là sarebbero potuti essere utilizzati per acquisire a titolo oneroso quella ventina di ettari che il Comune ha intenzione di portare a casa per il futuro Parco Fluviale del Marzenego, dando però in contropartita, come scrive l'accordo di programma, la possibilità ai privati di costruire ben 80.000 nuovi metri cubi di edificato. Contestate anche le ragioni per l'esistenza della nuova pista ciclabile. Brugnaro dice che hanno dovuto fare la strada di qua, grande, vicino a Riacimetto, perché così ci stava anche la pista ciclabile. Ma non c'era nessun motivo, la pista ciclabile c'era già qui da questa parte del canale e di là si allargava la strada che esisteva per far passare le macchine. È una bugia questa, che bisognava per forza fare una strada così larga. Altro fronte polemico riguarda il verde pubblico. Dopo il crollo del Lecce a Piazzale Roma, che ha avuto conseguenze gravissime, continua lo scontro anche a livello politico tra maggioranza e opposizione a Ca' Farsetti. In commissione consigliare comunale a Mestre c'è stato un dibattito sullo stato dell'arte e della manutenzione del verde pubblico in città. Non solo Piazzale Roma, ma anche Mestre, Terraferma, Lido e Isole. L'argomento si è ampliato a macchia d'olio in tutta la città. All'attacco delle scelte della maggioranza di centrodestra, il consigliere comunale Gianfranco Bettin, verde progressista. Abbiamo chiesto inutilmente chiarezza e spiegazioni sull'albero caduto in Piazzale Roma il 2 giugno con conseguenze gravissime, su tutti gli altri tagliati senza preavviso in ogni parte della città e in generale sul modo di lavorare dell'amministrazione in questa città nel settore delicato e importante del verde. Non abbiamo avuto nessuna risposta, abbiamo avuto solo chiacchiere che risalivano a 20-30 anni fa. Tanti i punti all'ordine del giorno che hanno fatto discutere non poco in queste settimane.
dopo il crollo del Lecce Piazzale Roma, ci sono state anche tante altre preoccupanti cadute di alberi. L'allarme e la preoccupazione tra i cittadini sono evidenti. Noi insistiamo, chiediamo chiarezza, pensiamo che la città ne abbia bisogno, pensiamo che serva un cambio di stile di lavoro, di modo di operare, di confronto con i cittadini. Abbiamo chiesto quindi il ripristino del Forum per il Verde, che era il luogo in cui per anni cittadini, comitati, associazioni si sono confrontati sistematicamente con l'amministrazione. E c'è grande attesa a Jesolo per la 27esima edizione dello Jesolo Air Show dal prossimo venerdì 27 giugno fino a sabato 28 con la pattuglia acrobatica nazionale che si esibirà sabato a partire dalle 14:40 fino alle 18 con le frecce tricolori. Prevista per la prima volta la partecipazione della Marina Militare. Sempre sabato si potranno esplorare da vicino e salire a bordo degli AMX del 51esimo stormo di Istrana. Così a Jesolo. È tutto da Venezia e provincia, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.